Thank you, Lieutenant Commander Harrison. Now I'd like to bring up our new friend, Giuseppe Macca. Buongiorno a tutti, sono onorato di essere qui oggi per ricordare veramente quello che hanno fatto quei valorosi soldati per la nostra libertà. Sono anche vicino al pensiero dei familiari che hanno perso i propri cari. Comunque torniamo alle mie donazioni. Noi abbiamo una campagna qui a Maccone di Rillo. Mio padre mi racconta che quando è avvenuto lo sbarco tanti anni fa, gli americani sono rimasti accampati lì per diverso tempo in quella zona, nella nostra terra praticamente. Il Signore ha voluto, e lo ringrazio tanto, che ho fatto questo ritrovamento, questa piccola strutturina che poi sarebbe una fusione di piombo, e mi racconta mio padre che i soldati la sera, così in ricreazione, per magari un po', magari qualche soldato artista come me, un po' stravagante, ha realizzato questa struttura stilizzata così a forma di un soldato, e sicuramente il mio pensiero è stato proprio quello, che sia stato l'autore un militare a fare questa struttura e l'avrà persa durante gli attacchi. Quindi ho trovato questa piccola struttura e ho pensato appunto di donarla, quest'opera dal titolo Ponte di Rillo, 10 luglio 43. Permettetemi di ringraziare l'artista, permettetemi di ricordare che i grandi momenti, le battaglie, i momenti più importanti della storia poi vengono ricordati per dei piccoli particolari, per le gesta di persone, di singoli cittadini o di singoli soldati. Questo forse voleva dire l'artista con quest'opera, questo sicuramente sta facendo. È un gesto che è veramente importante, non serve solo per ricordare questa giornata, ma per ricordare quello che deve venire ai popoli, quello che deve essere alla base del rapporto fra un militare e un altro, fra uomo e un altro. Grazie quindi alla comunità americana e grazie all'artista.